che c'è un numero cospicuo di positivi. Di questi positivi, i sintomatici sono meno dell'1%, sono pochissimi. Questa è la fotografia. È chiaro che cerchiamo di contenere anche i positivi asintomatici, perché non sapremo come andrà a finire a ottobre-novembre. Non lo sa nessuno. Come sì, infatti lei ha detto una cosa molto chiara e secondo me giustissima, che è quella: è inutile fare previsioni. È inutile fare previsioni, no? Ecco. Quindi diciamo che, ripeto, guardi, l'ex caserma Serena è un esempio eclatante. 257 positivi asintomatici, che sono rimasti asintomatici e che li stiamo seguendo giorno per giorno, settimana per settimana con i tamponi. E così accade in altre situazioni. Abbiamo dei soggetti che sono dentro le RSA, che sono del 1924, 96 anni, e sono asintomatici, qualcuno una febbricola. Quindi questa è la fotografia, ma con questo non si vuol dire di abbassare la guardia. Però la fotografia è quella, non possiamo raccontare, quando si dice di non raccontare balle ai cittadini, è vero, bisogna dire la verità, questa è la verità. Dopodiché dobbiamo stare attenti, è chiaro che il monitoraggio, ecco, anche questa è una cosa che va detta. Nel Veneto non è stata assolutamente abbassata la guardia, perché il numero di tamponi poi negli ultimi giorni è aumentato notevolmente. Tra